scomparso sull'Appennino e diretto a Resana. Finite le speranze per le 7 persone a bordo, compreso il pilota padovano Corrado Levorina. È il momento del dolore, siamo frastornati, dicono amici e colleghi. Aperta un'inchiesta, ma non si trova la scatola nera. Camper in fiamme ad Auronzo di Cadore, trovato all'interno un corpo carbonizzato, apparterrebbe ad un cinquantenne di Marconna. Lunedì il test del DNA, indagini dei carabinieri, il rogo nato probabilmente da un cortocircuito. Domani dalle 7 alle 23 il voto negli 86 comuni veneti, tra i quali capoluoghi Padova, Verona e Belluno. Dappertutto urne aperte anche per il referendum sulla giustizia. Lunedì dalle 14 su Antena 3 la maratona elettorale. Omicidio e suicidio di Fossalta di Portogruaro. Nelle prossime ore la doppia autopsia, la cinquantenne soffocata sul letto dal marito che poi si è tagliato la gola. Dietro il dramma forse la gelosia. Prende a calci l'auto con dentro l'ex compagna, il figlio piccolo e la minaccia di morte. Poi aggredisce anche i poliziotti. 42enne tunisino bloccato a Vicenza con il taser. È la prima volta che viene usato in città. Svolta nelle indagini sull'auto pirata che ieri pomeriggio a Breda di Piave ha investito un ciclista e poi si è allontanata senza soccorrerlo. L'uomo resta grave al Cafoncello. Per la prima volta alla Basilica del Santo è arrivato un corteo di crocifissi grandi, antichi e molto pesanti, custoditi dalle confraternite di Genova, e noi abbiamo seguito questa particolare processione. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano il tragico epilogo sulla vicenda dell'elicottero scomparso sull'Appennino, partito dalla Toscana e diretto nella Marca trevigiana. È stato ritrovato, finite dunque le speranze per tutte e 7 le persone a bordo, compreso il pilota, il padovano 33enne Corrado Levorin. È il momento del dolore, siamo frastornati, dicono amici e colleghi. Aperta un'inchiesta ma non si trova la scatola nera del velivolo. La cronaca di una giornata di soccorsi nel nostro servizio d'apertura. Sono da poco passate le 11 quando uomini e mezzi si concentrano sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È qui che poco prima il velivolo della Guardia di Finanza individua un cratere tra la fitta vegetazione. Escursionisti parlano di detriti sparsi. Con il passare dei minuti il quadro si chiarisce in tutta la sua drammaticità. È l'elicottero scomparso dai radar nella tarda mattinata di giovedì, impegnato a fare la spola tra la Toscana e la ditta Rotocart di Resana nel Trevigiano per un evento aziendale. A bordo 6 clienti stranieri, 4 manager turchi e 2 libanesi. Il pilota è Corrado Levorin, 33enne padovano di Polverara. Man mano che i soccorritori confluiscono in zona si azzerano le speranze. Inizialmente vengono trovati 5 corpi esanimi, 2 i dispersi, poi il bilancio si fa definitivo, i passeggeri del volo sono tutti morti. La notizia rimbalza anche sulle televisioni medio orientali. A Polverara, dove vivono i genitori di Levorin, Graziano e Grazia, cala il gelo. È il momento del dolore, dicono senza aggiungere altro. Anche dalla società Avio tiene, quell'elicottero rosso scuro era uno dei loro simboli. Levorin, un dipendente scrupoloso, fino a un anno fa collaboratore alla ala salese di Santa Maria di Sala. Qui lo conoscevano in tanti, allievi diventati con il tempo anche amici. Veramente il sentimento comune di grande prostrazione, di grande dispiacere, perché ci tocca dal vivo, non soltanto perché è una persona che conoscevamo, ma anche perché è una persona che è mancata facendo quello che noi facciamo spesso, quindi in questa nostra passione. Ma la traiettoria del cordoglio unisce tanti punti del Veneto. Siamo costernati e senza parole. Le speranze sono purtroppo finite. Le parole di Giuliano Gelain, titolare della Rotocart di Resana. Doveva essere un momento di gioia, è diventato di dolore. Di certo restano tantissimi punti da chiarire. I carabinieri di Lucca, provincia dalla quale si è alzato l'elicottero, hanno iniziato i primi accertamenti sentendo i vari responsabili degli aeroclub coinvolti. Da chiarire il mancato funzionamento dell'Emergency Locator Transmitter, una sorta di scatola nera che trasmette in caso di impatto la localizzazione. Sono stati richiesti piano di volo e tracciati radar. La stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, mentre sarebbe stato acquisito anche il video che uno dei passeggeri avrebbe inviato al figlio e che racconterebbe di una violenta tempesta proprio prima dello schianto. Ogni elemento al momento è utile per un'indagine che si preannuncia complicata. Altra cosa gli ricordo, quello di Levorin, incancellabile. Come persona era un ragazzo splendido, io me lo ricordo come un ragazzo molto umano, molto semplice, umile.
amichevole, aveva sempre la battuta pronta, ma in senso buono, in senso amichevole. Era un ragazzo anche quasi affettuoso. Le fotografie che circolano in questi giorni con questo sorriso veramente molto simpatico e generoso descrivono proprio la sua personalità di un ragazzo buono, ecco, di un ragazzo buono. Sarà l'esame del DNA lunedì ad accertare l'identità della persona trovata carbonizzata questa mattina in un camper ad Auronzo di Cadore. Potrebbe trattarsi di una cinquantenne di Marcon, nel veneziano. Forse ieri sera qui si era acceso un piccolo fuoco. Tutto quello che rimane oggi, purtroppo, è quello che vedete. I vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un camper parcheggiato in località miniera sopra Somprade, una frazione di Auronzo, a ridosso della strada regionale 48 delle Dolomiti. Purtroppo all'interno del veicolo c'era una persona morta carbonizzata, probabilmente un uomo, anche se ci sono tracce femminili come una scarpa piuttosto che un telaio di bicicletta. Il camper è andato completamente distrutto. Ciò che si decifra tra targa e numero di telaio ha portato a sospettare si possa trattare di un cinquantenne di Marcon, in provincia di Venezia, che aveva un'ex moglie e una figlia con le quali però non aveva più rapporti. Non è nemmeno da escludere che la vittima ormai vivesse stabilmente nel furgone andato distrutto. L'ultima parola sull'identità della persona deceduta spetterà all'esame del DNA disposto per lunedì dalla Procura di Belluno. L'intera area è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito dell'impianto elettrico, come a causa di una stufa, piuttosto che per il mozzicone di una sigaretta. Si può solo sperare che l'uomo sia aspirato, tramortito dal fumo, prima che le fiamme distruggessero tutto. Vigilia del voto negli 86 comuni veneti che rinnovano sindaco e consigli comunali, tra cui capoluoghi Padova, Verona e Belluno. Dappertutto urne aperte anche per il referendum sulla giustizia. Silenzio elettorale scattato dalla mezzanotte. Domani i veneti sono chiamati al voto, oltre che per esprimersi sui 5 quesiti referendari sulla giustizia, per rinnovare il sindaco di 86 comuni. In corsa oltre 200 candidati alla poltrona di primo cittadino e un esercito di candidati consiglieri. Alle urne per le amministrative 996.511 elettori. Grande incognita ancora una volta l'affluenza al voto. Un solo giorno a disposizione per recarsi ai seggi, quello di domani, domenica, dalle 7 alle 23. A urne chiuse si procederà con lo spoglio delle schede referendarie. Solo l'indomani, lunedì, a partire dalle 14, inizierà la conta delle preferenze per l'elezione dei primi cittadini. In 17 degli 86 comuni al voto un solo candidato in corsa. Conterà quindi il quorum necessario superare il 40% degli aventi diritto per evitare il commissariamento del municipio. Gli occhi sono puntati sui capoluoghi, dove la sfida è molto più combattuta anche a livello numerico. Padova, che elegge il nuovo sindaco nel giorno della festa di Sant'Antonio, con ben 9 sfidanti, Verona con 6 e Belluno con 3. Se nessuno dei contendenti supererà il primo turno, la metà più uno dei consensi, bisognerà ricorrere al secondo turno, fissato per il 26 giugno. Al ballottaggio, trattandosi di centri con più di 15.000 residenti, rischiano di andare anche Feltre, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala, Abano Terme, Vigonza, Tiene e Cerea. Più piccola, ma non certo per fama, Cortina d'Ampezzo, con la nuova amministrazione che sarà quella che accompagnerà la città all'appuntamento tra 4 anni con le Olimpiadi. E tutti i risultati e i commenti vincitori e vinti del voto nei comuni del Veneto lunedì 13 giugno dalle 14 lo speciale elezioni su Antenna 3, una maratona non stop da non perdere, collegamenti dalle principali piazze protagoniste delle sfide e ospiti in studio per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. Vi aspettiamo dunque lunedì 13 giugno a partire dalle 14 su Antenna 3 con la maratona elettorale. Torniamo alla cronaca con il femminicidio a Fossalta di Portogruaro. Lorena è stata soffocata sul letto. L'ipotesi più accreditata, un raptus di gelosia. In queste ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi.
Lorena Puppo si era coricata a letto, forse per riposare. La certezza è che Giuseppe Santarosa si è avvicinato e l'ha soffocata con un cuscino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire minuto per minuto la tragedia che si è consumata ieri tra le 14 e le 15 in una casetta a 2 piani in via Roma, Fossalta di Portogruaro. Un delitto d'impeto, forse provocato da un raptus di gelosia. Il 55enne vigilante alla San Marco Gas, prima di togliersi la vita tagliandosi la gola con un taglierino, ha chiamato la nipote con la quale lui e la moglie avevano un rapporto stretto. Poche parole, vieni qui, ho fatto uno sbaglio. E poi la cronaca di un dramma che nessuno si aspettava potesse accadere. I 2 corpi, lei sul letto, lui a terra nella stessa camera. Il sostituto procuratore che coordina le indagini, Marco Faione, in queste ore affiderà l'incarico per l'esame autoptico sui 2 corpi. Un gesto che i familiari definiscono inspiegabile. La mattina i coniugi erano andati assieme a fare la spesa, poi l'epilogo tragico dopo pranzo. Ieri sono arrivati i familiari, sconcertato il nipote Ivan. Non ti sei fatto un'idea venendo qua? No, non ci credo ancora. Non riesce a darsi pace il datore di lavoro di Lorena che l'aveva vista solo qualche ora prima. Come che mi fosse caduto il mondo addosso. Impensabile. Era tranquilla? Tutti e 2 si amavano, non so cosa può essere successo. Non si capacita il collega di lavoro di Giuseppe. Non l'ho vista, ero tranquillo. Mi dispiace anche che non doveva fare questi gesti qua. Tranquillo, non gli ha mai detto che aveva un problema? Sorridente, no, sono andato a trovarlo e lui faceva un doppio lavoro, faceva il meccanico anche. Faceva anche il meccanico? Meccanico, sì. Dove, sempre qua nella zona? A San Giorgio, a Tagliamento. Ma l'ho visto sorridente, abbiamo parlato un pochettino e poi sono andato via. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia dovranno dare una risposta alle domande che in paesi tutti si fanno. Perché? Una coppia schiva, dicono, ma mai un litigio, almeno questo, fuori dalle mura domestiche. Io posso dire 2 persone calme, tranquille, di una certa serenità che anche mai, per noi... E mai le avete sentite litigare? O... No. Erano persone che stavano molto nel loro, tutto lì, tutto qua. Cose brutte in paesi piccoli che succede anche questo, soprattutto dopo i 2 anni in cui siamo stati catapultati tutti, no? Il paese è sotto shock, la casa è sotto sequestro e le salme dei 2 coniugi si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Portogruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria. E continuano le indagini per far luce sulla dinamica del duplice femminicidio di Lidia Milokovic e di Gabriela Serrano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa avesse in mente il killer e la dinamica con cui ha agito. Il silenzio dell'assassino, un silenzio cupo di morte con cui Zlatan Vasiljevic ha avvolto per sempre, portandoseli nella tomba tanti, troppi perché e anche qualche come. Perché è arrivato a una follia così cinica, spietata, violenta e come ha agito, con quale dinamica, da quanto pianificava il massacro. Non ci sono risposte. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del duplice delitto per capire come il killer sia arrivato a distruggere la vita dell'ex moglie Lidia Milokovic e dell'ex compagna Gabriela Serrano, freddate con la stessa pistola, detenute illegalmente e, da quanto risulta, con matricola brasa. Ma con sé Zlatan Vasiljevic aveva un arsenale che doveva aver messo insieme nel tempo. All'interno della vettura su cui è stato ritrovato morto, la polizia ha rinvenuto una seconda arma da fuoco di piccolo calibro con munizioni. E poi c'erano le granate e gli ordigni lanciati in 3 momenti diversi. Nella campagna, dopo aver crivellato di colpi l'ex moglie in via Vigolo, e ancora nello spartitraffico tra l'A4 e la tangenziale di Vicenza, vicino alla piazzola di Sosta, dove è stata ritrovata la vettura col suo carico di morte. E infine in A4, dove le schegge rilasciate dall'esplosione hanno danneggiato gravemente una macchina di passaggio, per fortuna senza ferire nessuno. Ma cosa voleva ottenere il killer? Voleva fare una strage innescando una serie di incidenti in autostrada? È come se le era procurate quelle granate di fabbricazione slava M52, lo stesso modello di quelle usate durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Che piano aveva? Poteva fuggire? Avrebbe potuto provarci. Si trovava su una macchina coi finestrini scuri, non direttamente collegata a lui. Da quel che risulta sarebbe stata ancora intestata all'ex marito di Gabriela Serrano,
Zlatan Vasiljevic avrebbe potuto tentare di raggiungere il confine per poi fuggire a piedi, provando a far perdere le sue tracce. E invece all'interno dell'autovettura sono stati trovati gli esiti di un incendio procurato con del liquido infiammabile. Una serie di gesti, dal lancio delle granate al tentativo di dar fuoco all'auto prima di togliersi la vita, che difficilmente si collocano in un piano prestabilito. Voleva uccidere, questo è certo, aveva con sé delle armi, raccolte clandestinamente nel tempo per chissà quale scopo. Forse aveva già stabilito di fare la mattanza e quando ha iniziato il folle sterminio delle sue ex compagne probabilmente aveva anche già deciso di farla finita, di autoeliminarsi. Però aveva nascosto bene i suoi progetti di morte. Li aveva nascosti dentro a una quotidianità apparentemente tranquilla, dentro a un silenzio che è il silenzio dell'assassino. Minaccia di morte la compagna e reagisce all'arrivo della polizia. Per la prima volta in provincia di Vicenza le forze dell'ordine hanno utilizzato il taser. Follia urbana. Vicenza, via Torino. Sono le 9:30 di sera quando un uomo sta urlando e prendendo a calci una macchina. All'interno, rifugiata nell'abitacolo, una donna e sul sedile posteriore un bambino. Qualcuno chiama il 113, 2 pattuglie delle volanti della questura piombano sul posto e trovano l'uomo, un tunisino quarantenne, su tutte le furie. Alla vista degli agenti però, invece di calmarsi, continua con foga a forzare il montante della portiera per infilarsi nella macchina dove la donna e il piccolo figlio sono rifugiati. Gli agenti provano a fermarlo, ma l'immigrato rivolge ai poliziotti minacce di morte, nonostante i ripetuti richiami. Cosa potrebbe succedere se effettivamente quell'uomo riuscisse a entrare in macchina? È furibondo, non demorde. Temendo per l'incolumità della donna e del piccolo, gli agenti a quel punto si sentono costretti a procedere con l'estrazione del taser in dotazione da 18 giorni, dal 23 maggio. Il protocollo viene seguito con grande attenzione dai poliziotti che puntano verso lo straniero azionando l'arco voltaico. Viene intimato più volte all'aggressore di fermarsi, ma senza risultati. A quel punto il capo pattuglia si vede costretto a utilizzare il taser per la prima volta a Vicenza, esplodendo un colpo nella direzione del nordafricano. I dardi elettrici che ne fuoriescono inibiscono all'istante i suoi movimenti e, cadendo a terra, senza possibilità di muoversi e di reagire, viene ammanettato. Portato in questura, non pago di quanto era successo fino a quel momento, il magrebino ha cominciato a inveire anche nei confronti degli operatori sanitari del 118 con minacce e sputi. L'uomo, 42 anni, regolare in Italia, viene arrestato per minacce e resistenza pubblico ufficiale e per minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna che formalizza denuncia penale. Al termine del fotosegnalamento, il tunisino è stato portato nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il taser, utilizzato per la prima volta in provincia di Vicenza, è stato efficace. Svolta nelle indagini sull'auto pirata che ieri pomeriggio nel Trevigiano a Breda di Piave ha investito una ciclista e poi si è allontanata senza soccorrerlo. L'uomo è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. È stata identificata l'auto pirata che ieri pomeriggio in via del Vesco, al confine tra i comuni di Breda di Piave e Maserata, ha investito un ciclista di 57 anni di paese, allontanandosi poi senza prestargli aiuto. Le condizioni dell'uomo, prontamente soccorso dai sanitari del SUEM, sono apparse subito gravi. Una volta intubato è stato trasportato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva. La svolta nelle indagini condotte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana è arrivata grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Durante i rilievi gli agenti avevano recuperato anche uno degli specchietti laterali della vettura. L'auto, posta sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria, è risultata essere di proprietà di un ultranovantenne residente nel Trevigiano. Sono ora in corso ulteriori accertamenti che dovranno confermare l'identità del conducente alla guida della macchina al momento dell'incidente. Il 57enne ieri pomeriggio stava rientrando a casa a Paese dopo aver fatto visita alla sorella che abita a Breda di Piave. Stava percorrendo via del Vesco in direzione Maserata quando è stato investito dall'auto. Nell'impatto è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, finendo a terra sulla corsia opposta. Sul ciglio della strada ora restano i segni lasciati dagli agenti durante i rilievi e un sacco nero. All'interno gli indumenti e alcuni effetti personali del ciclista. Chi vive lungo via del Vesco racconta di una strada spesso percorsa ad alta velocità dagli automobilisti. Qui corrono da matti, sia che vengono da Breda di Piave, che fanno le corse tra macchine, non tutti i giorni, ma
spesso. Le gare che vedo io arrivano dal paese, da Breda di Piave verso Varago. È successo anche durante il giorno, però ultimamente lo fanno la sera. Al quartiere Pertini di Mestre torna l'incubo delle occupazioni di case pubbliche. Tra i condomini allibiti, un uomo di nazionalità straniera ha sfondato la porta di un appartamento restaurato con fondi dell'Unione Europea per persone in difficoltà economiche. Adesso io sono passato davanti all'abitazione, hanno tolto il cartello che c'era del contributo europeo e stanno facendo da padroni all'interno. Sentiamo che battono, pestano e evidentemente chissà che cavolo stanno facendo. Il quartiere Pertini di Mestre risprofonda nell'incubo delle occupazioni abusive di appartamenti pubblici. Attualmente quelli vuoti sono circa 140. Alcuni hanno addirittura la porta murata e, curiosamente, ancora il campanello con nome e cognome dell'ultimo inquilino. Altri ingressi invece possono essere forzati, magari nelle modalità a cui hanno assistito i residenti di via Ignazio Vian attorno alle 17 di giovedì. Sentivano e vedevano un energumeno che tentava di entrare dentro di un'abitazione di quelle chiuse e in effetti è entrato dentro spaccando fuori il cancelletto e spaccando fuori la porta di entrata ed è entrato. Gli occupanti hanno scelto un appartamento di 120 metri quadri e doppio giardinetto realizzato con fondi dell'Unione Europea, la cui targa è stata rimossa prima di barricarsi dentro, come alloggio provvisorio per persone in difficoltà economica. Poi sono venute tre macchine della polizia locale e uno della Digos, i quali hanno preso atto, hanno cercato di parlare con gli occupanti. Gli occupanti c'era una signora con un bambino davanti che si faceva scudo e quindi si sono messi a parlare, però non riuscivano a tirarla fuori. Di occupazioni di appartamenti di edilizia pubblica al quartiere Pertini ne hanno viste a bizzeffe. L'apice una ventina d'anni fa, quando le case occupate erano circa una trentina, occupate da chi sfondava la porta e da chi la porta se la faceva sfondare da pompieri o forze dell'ordine, sostenendo di essersi dimenticato le chiavi dentro. E dentro succedeva di tutto, da chi fondava la sede di una compravendita di automobili a chi apriva un bed and breakfast per una clientela dai mestieri poco ortodossi. La gente si era cominciata ad adeguare a uno stato di vita civile e vedere che adesso iniziano di nuovo le occupazioni anche di gente che non si conosce, quindi straniera anche, no? Che cominciano ad aver paura. Voltiamo pagina. Per la prima volta alla Basilica del Santo a Padova è arrivato un corteo di crocifissi grandi, antichi e molto pesanti, custoditi dalle confraternite di Genova, e noi abbiamo seguito questa singolare processione. Siamo contenti di essere qua perché è una cosa ligure, genovese, che vogliamo che sia conosciuta anche in altri posti. Per la prima volta a Padova, durante la tredicina di Sant'Antonio, ecco il pellegrinaggio dei portatori di Cristo cristezzanti, una tradizione tutta ligure e genovese per la precisione, che ha visto centinaia di padovani e di pellegrini fermarsi ad ammirare questa processione da Santa Giustina alla Basilica. A Padova sono arrivate una trentina di confraternite liguri che hanno trasportato 7 crocifissi di grandi dimensioni, uno addirittura di 8 metri, pesantissimo. Questo crocifisso che arriva adesso, il secondo, il nero, è a tutt'oggi il più grosso che c'è in Liguria. Lì parliamo di 170-180 kg, sempre governato da una sola persona. Un lavoro di squadra con i pellegrini che portano la croce uno alla volta, dandosi poi il cambio dopo un breve tratto, con gli altri che lo aiutano a trovare il giusto equilibrio. Allenamento, un po' di doti di base. La principale, al contrario del primo pensiero, non è la forza, ma è l'equilibrio e la sensibilità. Tenuto in equilibrio è governabile. Fuori dai punti di equilibrio diventa pesante più di quello che è, perché il baricentro è un principio fisico. Solo oggi per fare questa processione certi cristi avevano 6-7 portatori col crocco e 5-6 persone che muravano, che è il gesto del passaggio tra un portatore e l'altro. I crocifissi sono anche molto antichi, realizzati tra la fine del Cinquecento e i giorni nostri, e sono riccamente decorati con fiori in argento che tintinnano durante la marcia. Mi
sarà perdonato il linguaggio non proprio religioso, ma diciamo che è uno sport selettivo. Se si insegna ai bambini, come tutti gli sport, con le dovute precauzioni per la schiena, per le misure, si riesce a diventare bravi. In Liguria i crocefissi vengono portati alle feste patronali oppure su invito in altre occasioni, come nel caso di Padova, con l'arcivescovo di Genova, che è padovano e che ha voluto questa sorta di gemellaggio. Avete visto che bellezza, la bellezza, l'arte, quindi c'è davvero un lavoro artistico bellissimo, poi c'è un lavoro di abilità, portare queste croci che sono molto pesanti, occorre un'abilità molto molto forte, è davvero fede, bello. In chiusura, prima di salutarvi, vi ricordo l'appuntamento lunedì 13 giugno a partire dalle 14 su Antenna 3 con lo speciale elezioni, tutti i risultati, i commenti, i vincitori e i vinti del voto nei comuni del Veneto. Una maratona non stop da non perdere, collegamenti dalle principali piazze protagoniste della sfida e ospiti in studio per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. L'appuntamento dunque è per lunedì 13 giugno a partire dalle 14 naturalmente su Antenna 3. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. L'anticiclone avanza sempre di più e sul nostro territorio avremo una fase stabile, soleggiata e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 12 giugno evidenzia un contesto buono. Non mancherà infatti il sole, il cielo sarà sgombro da nubi, qualche addensamento in montagna ma innocuo. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo estivo con cielo in genere sereno, venti a regime di brezza, qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato praticamente ovunque. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime oscillanti tra i 31-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.